Amici all'ascolto, buonasera e ben ritrovati dalla Pala Marzacchi da Roy Lepore, poi ci raggiungerà anche Daniele Maffei che dopo la fine del carnevale torna in pianta stabile anche a farci compagnia in queste dirette dalla Pala Marzacchi, leggerà le formazioni e poi salirà qua in tribuna con noi. Intanto vediamo i risultati delle partite che si sono giocate ieri. Monza-Sarzana 5-1, giocata venerdì. Giovinazzo Amatori Lodi 4-5, Grosseto Forte dei Marmi 5-1, Valdagno Novara 8-4 e stasera alle 18 in contemporanea a 100 giovani calciatori di Trissino sono in programma anche Bassano Follonica e Castiglione Hockey Breganze. Ricordiamo che poi sabato prossimo, sabato e domenica a Trissino ci sarà la Coppa Italia dove il Centro Giovani Calciatori giocherà con il Bassano, mentre il Trissino nel derby tutto Veneto con il Valdagno. Momentaneamente la classifica vede appunto il Bassano di Alessandro Bertolucci in testa con 51 punti, seguita dal Trissino con 50, Centro Giovani 47, Valdagno 44, Lodi 42, Monza 39, Grosseto 31, Follonica e Sarzana 25, Forte dei Marmi 17, Novara 16 punti, Giovinazzo 14, Castiglione 7, Breganze 6 punti. Bassano, Trissino, CGC, Follonica, Castiglione e Breganze hanno una partita in meno. Ricordiamo i marcatori: Onorio 36 reti del Valdagno e Alvarigno 33 reti del Trissino. Poi abbiamo Francesco Banini del Follonica, Ambrogio del CDC e Jordi Mendez del Trissino con 24 reti. Per quanto riguarda i marcatori della formazione di Mirko De Girone, Federico Ambrosio con 24 reti, Eric Torner, Samuele Muglia, Romeo Danna 11, Elia Cinquini 8, Luca Lombardi 7, Liam Rosi 4, Francesco Poletti un gol. Hockey Trissino è ancora in pole position per ribadire la sua superiorità sul territorio italiano, reduce dall'aver perso in Coppa 1-0. La doppietta scudetto e Coppa Italia della scorsa stagione ha rilanciato ancora di più le ambizioni. Joao Pinto è stato confermato in panchina, lasciando l'hockey giocato e l'addio di Garzia hanno permesso l'inserimento di due nuovi portoghesi d'esperienza, Guilherme Silva dal Tomar, 31 anni, e João Almeida dal Valongo, 30 anni. Due giocatori di solidità per un gioco che sarà sempre molto frizzante con tante carte in fase offensiva per un totale di 9 esterni come la scorsa stagione. Confermatissima la staffetta dei portieri Zampoli e Sgaria, portieri della nazionale italiana, terza nel mondo e terza in Europa, che vanno a confermarsi nel gruppo ormai consolidato di Cocco, Gavioli, ex di turno, e Malagoli, a cui si aggiungono i due punteri iberici Morais e Mendez, che anche la scorsa stagione hanno marchiato dei gol pesantissimi oltre che bellissimi. Gioele Piccoli e la promozione di Francesco Tognetti tra gli 11 permettono ancora più freschezza per una formazione che vuole confermarsi tra le prime 8 in Europa e potrà recitare un ruolo da protagonista anche osando nuovo tra le prime 6. Tanto gli arbitri sono entrati in pista per poter controllare le reti delle porte. Gli arbitri sono Joseph Silecchia e Francesco Stallone di Giovinazzo, ausiliare Sandro Raffaelli di Viareggio. Il Centro Giovani Calciatori nel corso della settimana si è allenato con qualche difficoltà sulla pista che è stata trattata perché si scivolava, mentre sia Eric Torner che la punta Federico Ambrosio si sono allenati poco per dei problemi fisici. Vediamo se stasera verranno utilizzati o meno da Mirko De Gerone, ma in ottica anche
della Coppa Italia sabato e domenica a Trissino. Può darsi che il tecnico del centro giovani vorrà tenere i giocatori controllati. Intanto il CDC con la maglia azzurra fa il suo ingresso in pista. Ci sono anche arrivati da Trissino alcuni sostenitori della formazione di Joao Pinto, che schiera con il numero 1 Stefano Zampoli, con il numero 6 Andrea Malagoli, con il numero 7 Giulio Cocco, con il numero 8 Gioele Piccoli, con il numero 24 Joao Almeida, con il 33 Guilherme Silva, con il 66 Jordi Mendez, con il 71 Davide Gavioli, con il 74 Alvarinho, con il numero 10 Bruno Sgaria. Il centro giovani calciatori risponde con il numero 17 Pablo Gomez, con il numero 1 Luca Lombardi, con il numero 5 Federico Ambrosio, con il numero 7 Liam Rosi, con il numero 9 Samuele Muglia, con il numero 11 Romeo Danna, con il numero 26 Elia Cinquini, con il numero 12 Francesco Poletti, con il numero 99 Enric Torner, con il numero 40 Filippo Poletti. Allenatore Mirko De Gerone, come detto gli arbitri Joseph Silecchia e Francesco Stallone di Giovinazzo, ausiliare Sandro Raffaelli di Viareggio. Ecco in pista anche il Trissino maglia bianca, squadra sicuramente di uno spessore elevato, come abbiamo già avuto modo di dire, con individualità di spicco che possono in qualunque momento della partita deciderla. In testa c'è il Bassano, ma c'è da dire che loro, i veneti, se la possono giocare fino in fondo. Tanto si salutano i giocatori in pista, Mendez con Torner. Ormai questi sono giocatori che si sono incontrati in tantissime occasioni nel corso di questi anni, hanno regalato delle perle per gli amanti dell'hockey su pista, uno sport sicuramente bello, trascinante, coinvolgente, e stasera è una di quelle partite di cartello. Peccato che il Centro Giovani Calciatori non abbia al top i due suoi giocatori di spicco, quelli che sono stati ingaggiati dal Forte dei Marmi insieme con l'allenatore Mirko De Gerone e il preparatore atletico Ennio Belli, ossia Torner e Ambrosio, perché come detto lamentano dei guai fisici, però la squadra ha dimostrato di essere ormai completa anche con gli altri giocatori che sono stati utilizzati. Intanto la tribuna è piena, c'è una buona partecipazione di pubblico qui al Pala Barzanchi, che sono arrivati per incitare la squadra bianconera. E sentite proprio Daniele Maffei, speaker del Pala Barzanchi, che sta annunciando le formazioni delle squadre che sono schierate al centro proprio della pista a ricevere anche gli applausi del pubblico presente, come detto, in buon numero qua sulle tribune del Pala Barzanchi. Ci sono, abbiamo detto, anche dei rappresentanti da Trissino che sono nella tribunetta lato mare, dove vengono sempre ospitati i tifosi che arrivano da fuori. E ora tutto è pronto per poter iniziare questa partita. Vediamo che le squadre si salutano, poi ci sarà la battuta e poi si entrerà nel vivo di quella che è
una partita molto attesa qua al Pala Barzanchi, tra due formazioni che hanno regalato sempre grande hockey grazie ai componenti delle squadre. Intanto si raccoglie di fronte all'allenatore ed ex giocatore Joao Pinto la squadra veneta in maglia bianca, come detto, e pronta anche la squadra del Centro Giovani Calciatori. Come detto, il Trissino schiera due portieri di indubbio valore, sia Sgari con la maglia numero 10 che Zampoli con la maglia numero 1. Vediamo che è Sgaria che si prepara per poter prendere posto in porta, ma anche il Centro Giovani Calciatori con Pablo Gomez in porta e anche Filippo Poletti, che ha dimostrato giovane, anzi auguri, perché ha compiuto 18 anni e quindi è diventato maggiorenne il portierino della squadra bianconera, che inquadriamo proprio con la nostra regia, attenta come sempre quando noi chiaramente sentono quello che diciamo, e quindi loro si fanno trovare sempre puntuali all'appuntamento. Stasera davvero un gran tifo del Centro Giovani Calciatori, che ha portato sulle tribune del Pala Barzanchi il pubblico delle grandi occasioni, e tutto è pronto per la battuta. Gioele Piccoli che toccherà la pallina per il Trissino e si parte qua in questo big match al Pala Barzanchi. Ci ha raggiunto in postazione anche Daniele Maffei, lo abbiamo salutato prima e l'abbiamo ricordato, nuovamente a disposizione dopo le fatiche del carnevale che lui fa sempre molto volentieri. Lo abbiamo sentito scaldare il Pala Barzanchi per questo grande big match tra il Trissino, il possesso di pallina dietro la porta di Pablo Gomez, e la squadra del CDC. Gavioli, ex di turno, è arrivato qua a Viareggio. Davide, che era un ragazzino, lo ricordiamo, l'avevano voluto Alessandro e Mirko Bertolucci, che avevano scommesso su di lui e avevano avuto ragione, perché avevano visto sicuramente un grande giocatore. Intanto salutiamo Daniele e gli passiamo subito la linea, lo facciamo scaldare e lo facciamo ritornare subito ad emozionarsi anche con l'hockey, dopo che insieme a lui abbiamo vissuto la vittoria bella in eccellenza del Viareggio Calcio sul Perignano per 2-0. Grazie Loi. Il centro in avanti, poi capisce tutto Andrea Malagoli. Riparte il Trissino con Davide Gavioli che avanza sulla destra, lo pressa Ambrosio, ancora Davide Gavioli in possesso, va fuori ancora da Malagoli, la prova Malagoli al lato, recupera la pallina Eric Torner, si va da Ambrosio, Federico Ambrosio, scarica fuori ancora per Torner, si torna da Ambrosio, recupera la pallina al centro con Elia Cinquini. Torner, Ambrosio si accentra, 22 secondi di possesso per i bianconeri, oggi in completo blu, quello disegnato da Michelangelo Francesconi, artista del Carnevale di Viareggio. Recupera questa sfera Elia Cinquini, la spazza in avanti, gliela sporca per un attimo Gavioli, può ripartire il Trissino. Gioele Piccoli, numero 8, scarica per Malagoli, la botta palo, e poi ancora il Trissino molto pericoloso con Jordi Mendez al centro, si salva Capitan Danna dalla parte opposta, viene fermato da Malagoli, Andrea Malagoli lascia lì per Davide Gavioli. Piccoli, numero 8, va da Jordi Mendez dietro la porta di Pablo Gomez, fuori per Andrea Malagoli, finta al tiro, viene fermato da Danna, può ripartire il capitano del centro, ancora Danna al tiro,
di poco al lato a 22:09. Azione pericolosa costruita dal centro dopo un errore dei giocatori di Joao Pinto. Ambrosio in possesso di sfera, va fuori da Torner. Elia Cinquini prova da fuori, la pallina rimane lì, poi la conclusione di Ambrosio a 21:55 sull'esterno della rete. Riparte il Trissino, Davide Gavioli, di là da Malagoli, viene fermato per un attimo da Ambrosio, poi recupera la sfera, ancora Malagoli, prova ancora Davide Gavioli che aveva cercato un compagno, capisce tutto Cinquini, può ripartire il centro, Ambrosio per Danna, 21:28, il capitano Romeo Danna porta in vantaggio i bianconeri e va sotto la curva ad esultare davanti agli splendidi tifosi bianconeri. Romeo Danna sblocca il risultato, per Romeo è la 12ª rete in campionato. 21:28 Roy. Grande gol, ma grande azione, tutta di prima intenzione, con l'assist vincente di Ambrosio proprio per il capitano bianconero. Meno male che Ambrosio e Torner sono riusciti a recuperare dagli infortuni che li avevano messo in forte dubbio in questa partita, ma Mirko De Gelone chiaramente non ha voluto rinunciare ai due giocatori che avranno dato l'assenso insieme chiaramente allo staff sanitario per poter giocare, e quindi il Centro Giovani Calciatori può utilizzare la loro esperienza in una partita come questa. Ora il Trissino non ci sta, c'è proprio Ambrosio che lotta con Mendez, alla meglio il giocatore del Centro Giovani Calciatori che insieme con Cinquini Torner tornano nuovamente in possesso di pallina a 5 minuti dall'inizio della gara. Il Centro Giovani Calciatori è in vantaggio per 1-0, gol del capitano Romeo Danna che ha sbloccato il risultato. Sentite il grande tifo del pubblico bianconero qua alla Pala Barzacchi, la conclusione da lontano, si alza la pallina, si impenna, poi arriva Ambrosio, ma l'arbitro è già intervenuto per comandare la ripresa del gioco a favore dei veneti di Joao Pinto. Riparte il Trissino con eccolo il numero 6 Andrea Malagoli, giocatore tra i più rappresentativi della squadra. C'è la conclusione al volo proprio di Malagoli, la risposta di Pablo Gomez, attentissimo nella circostanza, e riparte Torner per il Centro Giovani Calciatori in maglia azzurra stasera. Il Trissino maglia bianca, manovra Ambrosio, lotta, riesce a mantenere il possesso della pallina, viene messo giù, il fallo è di Davide Gavioli, però il Centro Giovani Calciatori ha dormito un attimo nella battuta della punizione, ne ha approfittato il Trissino per ritornare nuovamente in avanti. Attenzione, perché questo poteva costare davvero caro alla squadra di Mirko De Gelone, che con Torner al lavoro, attenzione, e c'è un'altra occasionissima del Centro Giovani Calciatori con Elia Cinquini, anche lui convocato per un raduno per il torneo di Montreux da Alessandro Bertolucci. Davvero Cinquini si è meritato Elia questa convocazione, lotta, vedete il Trissino che non ci sta, è sotto di un gol. Gavioli e Ambrosio, fischia l'arbitro, si ripartirà con un ingaggio a 2 per i veneti. Sì, possesso per i veneti, 19:05, 1-0 per il centro, i falli di squadra uno per parte. Sulla sfera Piccoli, Gioele Piccoli, numero 8, classe 2005, è lì pronto. Intanto Gomez ha chiesto a Silecchia di poter pulire la visiera e quindi si rimane sull'1-0 per il centro. 19:05 alla fine della prima frazione. Ecco, Pablo Gomez torna in porta. Si può ripartire, adesso è Malagoli sulla sfera, numero 6 del Trissino. Tanto vediamo pronti dei cambi, Giulio Cocco è uno dei due
che stanno per scendere in pista per il Trissino. Malagoli, si va da Piccoli, ancora per Gavioli, ancora per Piccoli, cerca di entrare all'interno della difesa bianconera, capisce tutto la squadra di Mirko De Gerone. Si può ripartire, siamo già dalla parte opposta con Elia Cinquini, qua a destra va fuori da Torner, brava la botta da fuori, pallina rimane lì, la recupera comunque Piccoli, riparte il Trissino, Gioele Piccoli, c'è un fallo su di lui, è il secondo fallo di squadra del centro. Tanto esce Piccoli, vediamo, ancora no, Joao Pinto ha fermato il cambio, quindi si rimane con questo quintetto base per il Trissino. Prova Malagoli, attento Gomez, a 18:30 riparte il centro, Capitan Danna, Torner, Ambrosio, Torner, trova molto bene Capitan Danna, autore del 12° gol in questa stagione. Ambrosio non aggancia, recupera Mendez, si va da Malagoli sulla porta di Sgaria, riparte il Trissino, Piccoli, Jordi Mendez, Davide Gavioli, 28 secondi di possesso per il Trissino, Piccoli, Cocco che è entrato in pista e poi c'era un altro cambio perché è entrato in pista anche Guillermo Silva, era aperta la balaustra, c'è stata un po' di confusione da parte della panchina del Trissino. Tanto in pista per la squadra di Joao Pinto Sgaria, Giulio Cocco il capitano, con il 66 Jordi Mendez, l'8 Gioele Piccoli e poi appena entrato Silva, numero 33, e sul cambio c'è stata un po' di confusione. Siamo 2 falli di squadra per il centro, 1 per il Trissino, 1-0 per i bianconeri grazie al gol di Capitan Danna. Si riparte per il centro, è entrato in pista Luca Lombardi, Liam Rosi, quindi fuori Cinquini e fuori Ambrosio, quindi Gomez, Lombardi, Torner, Rosi, Danna. 2 cambi per il centro, 2 cambi anche per il Trissino perché in pista Giulio Cocco e Silva. 17:42, 1-0 per i bianconeri. Si riparte sulla pallina Liam Rosi, viene subito richiamato da Stallone perché bisogna ripartire da lì, da dove è uscita questa sfera. Torner, Luca Lombardi, tanto si scalda anche Samuele Muglia, Rosi, Torner, si va da Danna, ancora per Luca Lombardi, finta il tiro, ancora Luca in possesso di sfera, poi va fuori da Rosi, Roy che prende subito la pallina, la scambia con Torner, viene spinto, Danna tutto regolare e quindi torna in possesso della pallina la squadra ospite con Silva. Il tiro di Malagoli, la risposta di Gomez ancora, Trissino che preme per poter recuperare il gol di Romeo Danna. Cocco, Lombardi, attenzione perché c'è una conclusione di Malagoli, tira però para, si alza le mani, l'arbitro gli dice ma se Gomez ha parato e la pallina non è passata la riga, che vuoi? E quindi Torner viene incontro Danna, Torner costretto a dare indietro a Lombardi. Attenzione perché c'è il tiro e la parata con i piedi, la respinta del portiere Sgaria, perché era stato davvero un tiro pericolosissimo da parte di Luca Lombardi. Trissino vedete che comunque preme sull'acceleratore, ora pronto
ad entrare Samuele Muglia. Mirko De Gelone gli ha dato le ultime direttive. Chiaro che si deve dare da fare sia in fase difensiva che offensiva Samuele, proprio perché questa è una gara in cui bisogna sacrificarsi, come Deletto sta facendo il centro. C'è però niente, una pallina che va in fondo al sacco, ma l'arbitro della porta del Viareggio, ma l'arbitro aveva già fischiato, quindi il gioco era fermo. Cocco va dall'arbitro a chiedere delle spiegazioni, ma qua non c'è nulla da spiegare, il gioco era fermo. Però in pista Joao Almeida per il Trissino e Muglia per il centro. Grazie. Si riprende appunto con l'ingaggio per i viareggini con Lombardi che viene in avanti, autore di un bel tiro pochi minuti fa, e Samuele Muglia va proprio dietro la porta di Sgaria a fare chiaramente il guastatore. Ora è lì davanti al portiere, c'è Torner, Lombardi, Torner che dà a Rosi. Ora il centro è in possesso della pallina in profondità per Lombardi che scambia con Torner. Muglia può provare, tiro che viene ribattuto da Cocco. Va Lombardi, 14 minuti e 58 secondi a concludere il primo tempo. Cocco, attenzione, la sua conclusione in qualche modo intercettata dal CDC che viene in avanti con Torner, e il pubblico incita la squadra del centro giovani. Muglia, bello il suo numero, fa tutto da solo, va poi giù, si rialza, però ha toccato con la mano a terra, quindi 2 falli di squadra per il centro, 1 per il Trissino. Si è spostata la porta di Gomez, l'arbitro dice che è tutto regolare, Gomez ce l'ha fatta da solo a rimetterla regolarmente. Tanto un altro cambio per il Trissino, è entrato Alvarigno, giocatore pericolosissimo della squadra del Trissino, che vedete dai nomi che vi elenco man mano che racconto l'evolversi della partita o anche le sostituzioni. La squadra con una rosa di primissimo livello, non accade seconda, squadra vincitrice del campionato dell'anno scorso in lotta. Tanto Muglia si gira e è andato non lontano il suo tiro dalla porta di Sgaria. Sì, infatti come diceva Roy, la cosa bella è questo gemellaggio che è nato tra i tifosi del Trissino e quelli del centro. Oggi pomeriggio, tanto c'è la botta da fuori di Alvarigno e attentissimo Gomez. Oggi pomeriggio i tifosi bianconeri hanno accompagnato in cittadella i tifosi del Trissino per visitare il museo, gli hangar. E insomma, lo sport è bello quando c'è condivisione tra le tifoserie. Intanto il possesso è bianconero, sulla pallina Rosi e Torner, 13 e 19. Rosi tocca lì per Torner, la bottano fuori, attentissimo Sgaria, riparte il Trissino, eccolo qua Alvarigno, ci mette comunque il gambale, dice di no Gomez, dalla parte opposta Muglia sbaglia, Alvarigno in possesso, Cocco ancora per Alvarigno, fermato da Rosi, riparte il centro, Samuele Muglia, avanza Muglia, cerca Rosi nell'angolo, alla fine il Trissino riesce a rimediare. Il capitano Giulio Cocco, numero 7, va a scaricare per Silva, avanza il numero 33 del Trissino, poi va fuori ancora da Giulio Cocco, qua a sinistra, la conclusione ancora Gomez attento, poi arriva Almeida, numero 24, Almeida, aveva trovato Alvarigno, può ricoprire la pallina comunque Almeida, ancora possesso Trissino, Alvarigno, sporcato il suo passaggio ma il Trissino ancora in possesso. Avanza Almeida, numero 24, poi va da Giulio Cocco dietro la porta bianconera, controlla non benissimo Alvarigno, poi conclude, recupera il centro, riparte Muglia, bello!
alza e schiaccia di poco al lato a 11:48. Bravo Samuele, bravo Samuele, grande azione. Mancano 11:48 alla fine di questa prima frazione, 1-0 per il Centro grazie alla rete di Capitan Danna. I falli di squadra sono 2 per il Centro e 1 per il Trissino. Per il momento una bella partita tra due squadre che cercano di portare a casa il risultato. Ora è il momento del time out. Centro vediamo Cinquini, Rosi, Muglia e Lombardi. Stanno parlando con Mirko De Gerone, mentre Gomez sta parlando con Filippo Poletti, giocatore di prospettiva. Dalla parte opposta invece abbiamo Almeida, Silva, Sgaria, Cocco, pronti ad ascoltare Joao Pinto. Si riparte 11:48 alla fine della prima frazione. Centro è in vantaggio, poi anche Alvarigno, scusate, del quintetto base del Trissino. Si riparte con Silva, fa ripartire l'azione. Almeida, Alvarigno, Almeida, si va di là da Giulio Cocco a destra, manovra la squadra di Joao Pinto. Almeida, prestato da Lombardi, va di là da Alvarigno, Cocco, Alvarigno, la conclusione sporcata da Elia Cinquini, molto bravo, recupera la sfera il giocatore bianconero, ragiona, valida Muglia, riparte il Centro, 11:15, Muglia, ancora per Cinquini, ancora Muglia, attentissimo Sgaria a dire di no alla doppia conclusione del bomber bianconero. Giulio Cocco trova molto bene Almeida e ancora una volta Pablo Gomez dice di no. 11:01, 1-0, due falli di squadra per il Centro, uno per il Trissino. Roy. E i Veneti continuano a premere, come vedete la squadra non ci sta a soccombere per 1-0. Prova Alvarino, almeno provava, ora va giù Cocco, l'arbitro dice che è tutto regolare sulla velocità, Cocco lo guarda stizzito, però il gioco riprende con Luca Lombardi in avanti, può provare il tiro, non lo fa, scambia con Cinquini, 1-2, però il Trissino ritorna in possesso della pallina a 10 minuti e 32 secondi dalla conclusione della gara nella prima frazione di gioco. Va Rosi, bravissimo, scivola Muglia, d'altra parte i problemi di tenuta del parquet, del Palabarzacchi, lo avevamo detto all'inizio della nostra... Però c'era stato il palo di Almeida, eh sì, palo di Almeida, con questa conclusione forte e potente, stavo dicendo appunto i problemi di tenuta della pista del Palabarzacchi che in settimana aveva avuto l'intervento da parte degli addetti per poter in qualche modo riportare nella condizione i giocatori di scendere regolarmente in pista in questa gara importante di cartello. Però vedete che ora è un momento favorevole al Trissino, squadra che vuol cercare di recuperare questa partita che sta perdendo per 1-0, ancora vedete. Ma che miracoli di Gomez, Super Pablo Gomez, però non può sicuramente far tutto lui. Intanto ancora ci riprova Samuele con un'alza e schiaccia davvero potente e efficace per far cercare di capire al Trissino che ovviamente il 100 giovani calciatori, oltre al gol realizzato molto bello con il capitano Romeo Dani, intanto va giù Luca Lombardi, c'è fallo su di lui da parte di Alvarigno, lo ha alzato e lo ha steso, l'arbitro è intervenuto, 2 falli di squadra ciascuno sia per il Trissino che per
il Centro Giovani Calciatori, che sta davvero giocando una bella partita contro i titolati avversari. Secondi in classifica, il Centro Giovani è terzo, Bassano primo. Ricordo poi sabato prossimo a Trissino proprio c'è la Coppa Italia con il Centro Giovani contro il Bassano e il Trissino sul Valdagno. Riparte proprio ora il centro con Lombardi, il suo tiro viene intercettato, però la pallina di Elia Cinquini non è riuscito a rifare a tornare a Lombardi. Centro propositivo con Mirko De Gerone che va su e giù davanti alla sua panchina per cercare di dare ovviamente ai suoi giocatori la spinta giusta per poter proseguire su questo filone. Si dispera Cocco perché vede che ancora una volta Pablo Gomez ha negato la gioia del gol alla sua formazione, però Pablo è un grande portiere, lo avevamo conosciuto in A2, poi in A1 è cresciuto, migliorato ed è un punto di riferimento importante per il club bianconero che si è comunque assicurato anche un suo secondo importantissimo come Filippo Poletti, che ha festeggiato 18 anni proprio in questi giorni. E quindi... Però Joao Pinto ha reclamato perché Gomez si è fatto asciugare la visiera, subito si lecchia a chiarirsi con lui. So, ma d'altra parte se si suda cioè, in questo palazzetto pieno... Ma poi gioco fermo si può fare, no? Poi è pieno perché poi il nostro operatore vi ha già fatto vedere la carrellata sulla gradinata del Pala Barzanchi e ora sentite anche il pubblico come tifa, lo sentite, no? Questo oggi è il pubblico delle grandi occasioni perché è una partita di cartello, questa è come fosse una delle finali playoff scudetto. Cinquini, attenzione, va al tiro, Cinquini gli viene deviato, però davvero un bel Centro Giovani Calciatori. Siamo a 8 minuti e 23 secondi dalla conclusione del primo tempo. Vedete tutte le mani alzate, vedete tutte le mani alzate. Bello tutto il palazzetto Roy, guarda. Vedete che coreografia? Ma che vedete? Bello. Ma guardate. Ma che bello. E questo è il bello dell'hockey, come detto uno sport che trascina, uno sport emotivamente che porta il pubblico a coinvolgersi come fosse in pista con questi giocatori. Quando poi c'è una partita come quella a cui stiamo assistendo, davvero il pubblico viene trascinato. L'intervento ancora di uno dei due direttori di gara per comandare il terzo fallo di squadra al Centro Giovani Calciatori contro 2 del Trissino a 7 minuti e 55 secondi dalla conclusione del primo tempo. Si prosegue in possesso il Trissino, va giù, c'è il fallo su Alvarigno. Questo è il quarto fallo di squadra del centro, 2 per il Trissino, poi c'è il time out chiesto dalla squadra veneta. Tanto per il centro è tornato in pista Federico Ambrosio, insieme a lui Eric Torner, Elia Cinquini, Romeo Danna, porta Gomez monumentale come è stato per tutta questa stagione. Insomma siamo di fronte a una squadra fortissima, tanto di cappello al Trissino. Siamo seguiti come sempre anche dall'Argentina. Bello. Papà Gomez Carlos ci saluta anche il ritorno salutiamo saluta anche Carlos, il ritorno grazie Carlos, di grazie, Daniele qua grazie, nella nostra postazione. E quindi è gratificante che l'hockey su pista vada anche al di là dei confini nazionali. Ci fa piacere, si riparte con Sgaria in porta per la squadra del Trissino, il 33 è Silva, poi abbiamo Almeida col numero 24, Davide Gavioli 71 e Alvarigno numero 74. Prova subito, a conclusione Silva recupera per un attimo la pallina Alvarigno che è rimasta incastrata nella rete alle spalle di Gomez, quindi pallina 2. Recupera molto bene Davide Gavioli, l'ex bianconero, dietro la porta di Gomez, scarica fuori, non controlla purtroppo bene Alvarigno, però il possesso ancora, gol
E c'è il gol, gol. la gran botta di Silva a 7 e 29. Qua non sì. poteva sicuramente fare niente Gomez, ma che botta. Splendido gol, lo rivediamo, eccolo là. Sì. Veramente una grande rete. 1-1, si riparte. Ambrosio, Turner, Ambrosio trova Danna, la pallina ancora per lui, il capitano lotta come un leone. Vediamo, c'è il fallo su Danna, terzo fallo di squadra per il Trissino a 7-09, possesso bianconero. 1-1 al Pala Barzzacchi tra il centro e il Trissino. Abbiamo detto tanto di cappello alla squadra del Trissino, una squadra fortissima. Turner, Danna, Turner supera il centropista, va ad Ambrosio, viene fermato in qualche modo, può ripartire Almeida, il numero 24 Joao Almeida trova Alvarigno, per poco non fanno l'errore che hanno fatto in precedenza. Questa volta la pallina rimane in pista, è entrato Malagoli, possesso per la squadra di Joao Pinto con Alvarigno, dentro la porta di Gomez, poi recupera il centro, possono ripartire i bianconeri. Ambrosio dalla parte opposta, Turner trova ancora Ambrosio, Sgari attentissimo a dire di no, poi c'è un fallo in attacco dei bianconeri, è il quinto fallo di squadra, 3 del Trissino, 6:20 alla fine, 1-1. Gavioli, possesso per Almeida, ancora Gomez a dire di no, poi riparte Romeo Danna. Ambrosio non si trova con Turner, Almeida, Alvarigno, Malagoli, ancora per Alvarigno, vicino a Gomez, la pallina rimane lì, possesso per il Trissino, sì, Gavioli, pressione massima della squadra veneta, torna in pista Jordi Mendez, numero 66, ed esce Joao Almeida per i veneti. Jordi Mendez tira, bloccata la conclusione da Cinquini, la recupera Ambrosio, allontana per un attimo Malagoli in possesso, non controlla Gavioli, ci arriva Sgaria, ancora Gavioli in avanti, Malagoli, stanno spingendo tantissimo adesso loro, bravo il centro, Turner, sporcata la conclusione da Gavioli nell'angolo. Ambrosio, tutto regolare. No, e non è regolare. Per loro sì. Turner, ancora al centro. Cinquini fermato, Jordi Mendez trova Gavioli, trova Alvarigno davanti a Gomez, lui è un campione. 4:39. Grande gol, molto bravo Alvarigno qui, la 4:39. mette dentro Alvarigno, molto bravo. Vediamo se possiamo rivedere, eccolo qua, grazie alla nostra regia, alza e poi batte Gomez e poi esulta sotto i tifosi della formazione del Trissino. 1-2. Però vedete che Ambrosio sta protestando con l'arbitro perché sì, per l'azione precedente viene ammonito Samuele Muglia in panchina per proteste. Sì, per l'azione Ambrosio, c'era un giocatore del centro a terra. Ma anche per l'azione precedente che sembrava, anche Palaci, vedi, va a parlare. Sembrava fallosa, come abbiamo detto, poi loro hanno fatto proseguire e ora vedi, e lì poi è cambiato tutto, Qua loro hanno proseguito l'azione con il giocatore a terra del centro giovani calciatori e anche Nicola Palaci legittimamente, giustamente, protesta in modo civile ed educato, certo, con il direttore di gara, ma qua Silecchia, c'erano gli estremi per poter bloccare
questa azione offensiva del perché da lì poi è nato tutto, no? Sì. Tanto Roy, Castiglione, Breganze 7-1, Bassano, Follonica 2-1. Però qua era un momento in cui, come avete evidenziato, c'era il Trissino che stava pressando notevolmente, però in questo caso qui è stato favorito dal giocatore a terra. Hanno proseguito hanno fatto proseguire. E anche i tifosi del Centro Giovani certo. stanno protestando e fischiando nei confronti del Trissino, che hanno, anziché fermarsi, anche se l'arbitro non aveva interrotto il gioco, però vedete ora c'è una mano in faccia a un giocatore del Centro Giovani Calciatori. Vedete che anche Joao Pinto protesta dalla panchina, vedete? È Elia Cinquini che si è preso una bella manata in volto da un giocatore del Trissino, è il numero 66 Jordi Mendez che va a chiedere scusa. Il fallo c'era tutto, indipendentemente se poi l'arbitro l'ha fischiato o non fischiato. Non l'ha fischiato. Però appunto vedete che Mendez ha capito che ha fatto fallo. Ha chiesto scusa subito, no? Elia. Si scusa con Elia Cinquini, se l'è spostato con una manata. E lui è andato a terra. Quindi ora attenzione, ora non far scivolare questa partita in un binario diverso da quella che lo è stata finora, corretta, elettrizzante, coinvolgente. Ora il Trissino è in vantaggio 2-1, però la partita è sempre aperta, siamo a 4 minuti e 32 secondi dalla conclusione del primo tempo. Si pulisce il sudore a terra, intanto i tifosi del Centro Giovani Calciatori se la prendono con Malagoli, che è anche con uno degli arbitri, perché doveva interrompere il gioco. Ora poi attenzione però a non eccedere molto, perché poi magari arrivano anche delle sanzioni alla società del Ambrosio! Ecco il gol di Ambrosio, eccolo! Bravo Fede! Loro protestano, ma è gol! Gol 4-25. di Federico Ambrosio, gol di Federico Ambrosio al 4-25. Il Centro Giovani Calciatori con il suo bomber torna in parità in questa partita. Ambrosio. Protestano i giocatori del Trissino, e c'è ora l'ammonizione a Joao Pinto, l'allenatore della squadra veneta. Qui hai visto, si è equilibrata la situazione, il Centro ha subito gol perché l'arbitro ha fatto proseguire l'azione con il giocatore a terra. Joao Pinto era già un po' che era nervoso. Era nervoso, però qua si è beccato l'ammonizione legittima da parte del direttore di gara per una Gavioli, e intanto c'è una grande parata di Pablo Gomez su conclusione di Davide Gavioli. Riparte il Centro 2-2 a 4 minuti dalla intanto viene scaraventata Balaustra. Ora attenzione però, fallo su Romeo Danna. La partita è stata bella, corretta, equilibrata fino a questo momento. Non eccediamo in comportamenti che non vanno bene. Giusto. La posta in pari è alta, lo sappiamo, però stiamo nelle regole sportive. Intanto a terra Eric Tornel, c'è la protesta ancora del pubblico viareggino. Sesto fallo di squadra per il Trissino contro i 5 del Centro Giovani Calciatori. Un finale di primo tempo elettrizzante qua al Palabarzacchi. La partita è salita di intensità perché sono arrivati 2 gol, quello del vantaggio e quello del pareggio del Centro Giovani Calciatori e quello del vantaggio del Trissino, con proteste dall'una e dall'altra parte. Allora riparte Davide Gavioli per il Trissino, avanza lui, ma Gomez dice di no. Molto bravo Davide. Cocco, Jordi Mendez, ancora piccoli, molto bravo, ancora il miracolo di Gomez a dire di no. Può ripartire il Centro, c'è il fallo su Federico Ambrosio, è il 7° fallo di squadra del Trissino.
5 per il centro, esce Cinquini, entra Rosi, 3-14, 2-2, partita bellissima. Rosi lì per Torner, peccato, può ripartire Gavioli, una pallina passata male. Cocco, anche lui non trova subito Gavioli, che poi recupera la sfera. Davide Gavioli, si va da Cocco, ancora fuori per Gavioli. Cocco, il capitano del Trissino, mette questa pallina al centro, c'è un miracolo di Gomez, riparte il centro su Jordi Mendez, anche se era sporcata la conclusione. Ambrosio ci mette il guantone e dice di no Bruno Sgaria, ma il possesso è ancora del centro. Danna, Romeo Danna, Ambrosio dietro la porta di Sgaria, Federico Ambrosio fuori, Torner, Rosi, si va di là a sinistra, Ambrosio qua a destra, Torner, 30 secondi di possesso per la squadra bianconera, perde la pallina Rosi, tutto regolare, si è buttato secondo Silecchia Jordi Mendez, quindi si riparte. Qua si lamenta Danna per un passaggio sporco, per un'azione che poteva diventare importante per il centro. Cocco, Jordi Mendez dietro la porta di Pablo Gomez, ancora Jordi Mendez, recupera molto bene Luca Lombardi, riparte Luca, scarica lì per Rosi, avanza a destra Rosi, ancora Rosi, la conclusione e Bruno Sgaria con i gambali ferma questa sfera, quindi si ripartirà con l'ingaggio. 1:29, 2-2, pallina alta che poi ha picchiato nella balaustra, quindi possesso per il Trissino. L'ultimo tocco era bianconero, riparte Gavioli, supera il centropista, va da Piccoli, avanza Piccoli, mette questa pallina al centro, recupera però molto bene Liam Rosi, scarica lì per Samuele Muglia, dietro la porta di Sgaria, attraversa tutta la pista, va da Torner, Lombardi, Luca Lombardi avanza, non molla, va giù, vediamo cosa decidono i direttori di gara. Possesso Trissino, perché nella caduta poi Lombardi ha toccato con la mano il parquet, ha toccato un po' tutto. Gavioli, su lui Lombardi, Mendez, Piccoli, trova ancora Mendez, Gavioli, Cocco, manca poco, Cocco mette questa pallina al centro, ci mette la stecca e dice di no Pablo Gomez. 30 secondi alla fine della prima frazione. Gavioli a destra, viene fermato molto bene da Luca Lombardi, che prova a ripartire, va giù, tutto regolare. Jordi Mendez, Piccoli e poi Cocco, ancora Cocco, finta il tiro, ancora lui per Piccoli che trova il gol. Grande azione. Bella azione di Cocco, che poi mette questa pallina al centro e poi Piccoli a 11 secondi dalla fine della prima frazione trova il 3-2 per il Trissino. Molto bravo Cocco, era un rigore in movimento, perché insomma Cocco ha fatto una grande azione, ha messo questa pallina al centro e Piccoli è stato bravissimo. Non ci voleva. No, era meglio finire sul 2-2. Tornare da fuori, Muglia, ancora Sgaria a dire di no, però partita molto molto viva. Piccoli, ancora Piccoli, questa volta però Gomez dice di no. Finisce il primo tempo 3-2 per il Trissino. Roy per l'analisi. Per l'analisi un gol che dal punto di vista psicologico può essere pesante, però l'esperienza dei 100 giovani calciatori è tale da poterlo ammortizzare. Però ricordiamo che del fronte c'hanno i campioni d'Italia del Trissino, che ogni volta che accelerano un po' mettono in difficoltà o quantomeno creano dei pericoli per gli avversari. Però il 100 giovani calciatori sta tenendo davvero botta alla grande alla squadra di Joao Pinto. Linea alla regia e ci risentiamo per il secondo tempo, grazie.
Amici all'ascolto, ben ritrovati qua dal Palabarzacchi di Viareggio per il secondo tempo di Centro Giovani Trissino, parziale di 3-2 a favore degli ospiti dopo che i bianconeri erano passati oggi in maglia azzurra, erano passati in vantaggio con Danna, davvero con un bel gol. Poi c'è stato il pareggio di Silva con una conclusione forte. Alvarinho 2-1, un bel gol. Poi quello di Ambrosio per il 2-2 e poi è Piccoli che su assist di Cocco ha portato i ragazzi di Joao Pinto in vantaggio qua al Palabarzacchi al termine di un primo tempo davvero giocato bene dalle due squadre che hanno regalato attimi di bell'hockey al pubblico presente. Gli arbitri sono Joseph Silecchia e Francesco Stallone di Giovinazzo, l'ausiliare è Sandro Raffaelli di Viareggio. C'è una rappresentanza seppur esigua ma sempre da ammirare di supporters del Trissino che sono arrivati qua a Viareggio. Sabato prossimo nel palazzetto del Paladante si svolgerà la finale 8 di Coppa Italia dove il Centro Giovani Calciatori affronterà il Bassano mentre il Trissino il Valdagno per un derby che voleva la squadra veneta. Tanto ragazzini all'ingresso della pista salutano i giocatori, anche i tecnici del Trissino li hanno salutati. Joao Pinto, ricordiamo che è stato un giocatore fino all'anno scorso, quindi sì, senza dubbio ha sempre la mentalità da giocatore, anche se chiaramente si è fatto ben volere anche da allenatore, valere, dimostrando appunto e mettendo la sua esperienza in campo. Tanto il secondo tempo è ripreso con Danna che non ha agganciato una pallina invitante di Cinquini, ora Tornere, Viareggio che ora cercherà chiaramente di poter recuperare questo svantaggio, una partita che era stata equilibrata, però il Trissino è subito ripartito testa bassa per cercare di magari allungare ancora, visto che di fronte c'ha una squadra questa di Mirko De Gerone che ha giocato a viso aperto. Ricordiamo che il Trissino è secondo, il Centro Giovani Calciatori è terzo, davanti c'è il Bassano a guidare dell'ex viareggino Alessandro Bertolucci. Tanto vedete che è partito bene il Trissino, un complesso sicuramente di estremo valore. Basta pensare che Zampoli, ottimo portiere, è in panchina, gioca a Sgaria, l'uno vale l'altro, portieri anche della nazionale, quindi senza dubbio una rosa qualitativamente completa. Zampoli, Malagoli, Cocco, Piccoli, Almeida, Silva, Mendez, Gavioli, Alvarino, Sgaria sono i giocatori del Trissino. Gomez, Lombardi, Ambrosio, Rosi, Muglia, Danna, Cinquini, Poletti, Tornere, Poletti, Filippo, il portiere, l'altro Poletti è il fratello Francesco che ha realizzato un gol nell'ultima gara interna. Cinquini, sono trascorsi 2 minuti e mezzo dall'inizio della partita nel secondo tempo, con il punteggio di 3-2 a favore del Trissino. Vedete che con questa palla a mezzo pista va al tiro
la respinta subito di Gomez e ritorna in avanti Ambrosio, in qualche modo un po' difettoso, controlla la pallina che il centro involontariamente dà al Trissino, come c'è il gol, è bello, Alvarinho. questo di Alvarinho, grande gol, però una pallina persa dal centro giovane, è venuto fuori il gol numero 4 del Trissino con Alvarinho, che d'altra parte questo è il capocannoniere, c'è poco da dire, ha visto due palle, ora però il centro vedete che condanna, non riesce a dare ad Ambrosio, centro che poteva aver avuto subito l'opportunità di andare in gol, però qua in contropiede e la partita ora si complica per il centro. Vai Daniele. Sì, Silva, Cocco 4-2 per il Trissino, 22-34, Cocco trova Alvarinho che ha segnato da pochissimo la quarta rete per il Trissino. Sappiamo della forza della squadra veneta, ma il centro c'è, una grande stagione dei bianconeri che sono tornati nell'elite di questo sport. Recupera Almeida, va da Silva, qua a destra ancora per Almeida, avanza lui, si ferma, ragiona, prova a trovare un compagno, capisce tutto Elias Cinquini, riparte il centro, Ambrosio, 21:50, Cinquini si ferma, va ad Ambrosio dalla parte opposta da Capitan Danna, a destra trova Tornero, ancora per Ambrosio, questo tiro con la pallina che rimane lì, non ci arriva Danna, dalla parte opposta Cocco, Giulio Cocco, il capitano del Trissino, ancora possesso dei Veneti con Almeida che trova ancora dietro la porta di Gomez, Cocco che non controlla bene, riparte Elia Cinquini, la botta, attento Sgari ancora Elia di poco alto a 21:06, il centro c'è, il centro non molla, falli di squadra 7 per il Trissino, 6 per i bianconeri, è tutto fermo, dice Silecchia, 21:05, sulla pallina Romeo Danna, pronto a toccare per Federico Ambrosio, autore del momentaneo pareggio, il 2-2. Ancora Ambrosio, lotta come un leone, bravo Federico, si va da Tornero, ancora per Capitan Danna, questa pallina al centro per Cinquini, la conclusione non fortissima, attento Sgaria, non ha problemi, Cocco, parte il Trissino con Silva, si va da Alvarinho, Giulio Cocco, prova la botta, si salva in qualche modo il centro, ancora il Trissino che avanza con Almeida, ancora fermare Cocco molto bene Gomez, poi c'è questa steccata di Cocco, è l'ottavo fallo di squadra della compagine di Joao Pinto, si riparte col possesso bianconero, pronto Cinquini a toccare a Tornero che trova Danna, centro a manovrare, Tornero, ancora Tornero, mette questa pallina al centro, Danna, Sgaria dice di no, poi la botta di Cinquini, niente da fare, Alvarinho, Almeida, Che gol! Che gol di Almeida, Che gol! vogliono la palla Che alta gol. i giocatori del centro, Che gol! però L'arbitro dà gol. sì, Tra le proteste, forse un po' alta era, però Sì. vabbè. 19,55, però è il gesto tecnico gesto tecnico meraviglioso, di Almeida. forse la pallina un po' alta, rivediamo, sì, l'alza un po' troppo, però
però Un gran gol. Un gol Meraviglioso. da altri palcoscenici. Sicuramente. Questa è una squadra fortissima, lo sappiamo. Tanto si fanno sentire i 10, credo. Sì, che sono arrivati da Trissino. Supporters da Trissino. Torner per Ambrosio. Il centro cerca. Hanno avuto la soddisfazione di non vedere mollare. la partita Ci arriva ribaltata. Danna. Peccato Cinquini, non aggancia. Riparte Almeida. 5-2. Campioni d'Italia sono loro, va ricordato questo. Sicuramente poi anche quello che hanno fatto in questi anni anche a livello internazionale è davvero un orgoglio per il movimento italiano. Però insomma il centro dimostra di essere una grande squadra. Danna, Torner, ancora lui, ancora per Danna, la botta, Sgaria, attento. 19 minuti alla fine, 5-2 Trissino, 8 i falli di squadra per i veneti, 6 per il centro Roy. E manovrano gli ospiti con Silva, subito in avanti, ormai giocano in discesa i giocatori del Trissino, chiaramente che sono riusciti a ribaltare una partita che li aveva visti sotto, però anche quando il centro vinceva 1-0 la squadra di Joao Pinto aveva continuato a macinare prima di arrivare al pareggio proprio con Silva. Tanto c'è il portiere Sgaria che batte la racchetta sul parquet perché chiamava i suoi, intanto c'è una carica involontaria di Ambrosio, viene spinto Ingaggio da un avversario, però ecco c'è ora anche il time out chiesto da De Girone, è un momento in cui vuole riorganizzare un pochino le idee ai suoi. Esce Danna, esce anche Ambrosio, rientrano Rosi e Luca Lombardi. Abbiamo degli aggiornamenti. Sì, Roy, Castiglione Berganze 11-2 e Bassano Follonica 3-1. Bassano, come detto, prossimo avversario del Centro Giovani sabato in Coppa Italia a Trissino, mentre i ragazzi di Joao Pinto se la vedranno col Valdagno. Due belle partite sulla carta. Vedremo chi riuscirà a spuntarla. Per il centro comunque è già un risultatone, certo, essere lì tra le 4 che si giocheranno la conquista di questo trofeo. Il Centro Giovane aveva cercato come società anche di poterla portare a Viareggio, la location per giocare, però c'è un regolamento in cui nel momento della scelta della sede si tiene conto anche della posizione di classifica della squadra e in quel momento il Trissino era primo, poi campione d'Italia e quindi la scelta è andata al Paladante. A proposito di manifestazioni, domani mattina alle 11 al Teatro Caruso, Gran Teatro Puccini Attori del Lago, verrà presentata dal Centro Giovani proprio la 76esima edizione della Viareggio Cup che prende il via lunedì prossimo 9 marzo a Viareggio, poi i campi della Versilia, della Toscana e anche fuori, si giocherà anche in Sicilia addirittura. Anche la Women's Cup verrà annunciato domani mattina chi leggerà, il giocatore che leggerà il giuramento e anche i prescelti dei premi inseriti nell'ambito della manifestazione che verranno consegnati nella cena di gara nella serata di lunedì 9 marzo al Gran Teatro Caruso di Torre del Lago Puccini, teatro della musica. Tanto qua si gioca col punteggio ancora di 5-2 a favore del Trissino sui viareggini in maglia azzurra oggi. Tiro di Lombardi da fuori, respinto. Rosi riprende la pallina, attaccato da Malagoli. Cinquini, Torner. Importante che sia Torner che Ambrosio, che erano in dubbio per dei problemi fisici, abbiano recuperato. Intanto va giù
Rose. Rosi che abbiano recuperato, e quindi in vista anche della partita di Coppa Italia è importante. È la volta di Samuele Muglia a fare il suo ingresso in pista, vediamo chi gli farà posto, tanto la pallina è in possesso ancora del c'è Gavioli, che gol dell'ex, ha trovato e mirato l'angolino alto della porta di Pablo Gomez, Davide, e ha fatto Gavioli. davvero un bellissimo gol, perché si è visto che lui lo ha cercato proprio quell'angolino. Ora 6-2, punteggio anche un po' pesante se vogliamo. Sì. Esce Rosi ed entra Muglia. Non meritato. Infatti abbiamo visto che Torner ha parlato con il resto della squadra, l'importante è rimanere concentrati sulla partita e non uscire completamente dalla partita. Muglia, la conclusione a 15:56 di poco al lato. Gavioli, Malagoli, Gavioli, Piccoli, Gavioli, Malagoli, ancora per Gavioli, che trova molto bene Mendez qua a destra, al centro ancora per Malagoli, fanno girare molto bene la pallina. Davide Gavioli la lascia lì per Piccoli, che poi conclude alto, recupera Muglia, può ripartire il centro. Samuele Muglia cerca di saltare Gavioli, non ci riesce, riparte Malagoli, il tiro ancora Gomez a dire di no, poi la pallina esce di pista. 15:10. Vediamo Rosi con qualche problema fisico. Sì. Vediamo Rosi viene dietro la medicato, panchina. sì, viene medicato. Vediamo che non sia nulla di serio per fondamentale anche lui per la Final Four di Coppa Italia. Gavioli, un'altra botta da fuori, fermata, poi è molto bravo Gomez su Mendez, riparte Torner, trova Muglia, mette questa pallina al centro, poi Cinquini sgarida, dice di no, poi va giù Cinquini, tutto regolare, Piccoli che porta avanti questa pallina, ancora Mendez che poi trova Piccoli che va giù, riparte il centro con Luca Lombardi, ragiona Luca, va fuori da Muglia, fuori per Luca Lombardi, Torner, Luca Lombardi, scarica per Torner, possesso 25 secondi in fase d'attacco per i bianconeri, trova Cinquini da fuori, viene rimpallata la conclusione, alla fine recupera Gioele Piccoli per il Trissino, si riparte, Piccoli, Malagoli, supera il centropista, va dalla parte opposta da Davide Gavioli, infrazione di Davide Gavioli, possesso bianconero, esce Cinquini, torna in pista Ambrosio, Lombardi, Luca Lombardi, non trova Ambrosio, però recupera la sfera, ancora lui, salta Piccoli, Luca, botta di poco al lato, poi Malagoli fa ripartire il Trissino, Piccoli, Gomez, bravo a dire di no, 13:28, riparte il centro, Torner, prova la conclusione sul palo, e poi Ambrosio non impatta bene la sfera con la pallina che esce alta. Falli di squadra, 6 per il centro, 9 per il Trissino, ne mancano 13:18. Malagoli dalla parte opposta, dietro la porta di Gomez, Mendez, Davide Gavioli, Jordi Mendez, di qua Andrea Malagoli, ancora per Mendez, Gavioli, avanza il Trissino, va a destra con Gavioli, dietro la porta di Gomez, scarica molto bene per Jordi Mendez, che a 12:56 trova il 7-2. È stato molto bravo qui Gavioli a scaricare questa pallina per Jordi Mendez.
7-2, punteggio pesante e non meritato dal CGC. Ci prova a tornare da fuori Muglia, però sappiamo della forza del Trissino. Non devi sbagliare niente contro questa squadra perché ti regala davvero poco. Muglia di poco al lato, poi si scontra con Mendes, rimane giù Muglia, si prosegue tutto regolare. Ancora Mendes che mette la pallina fuori per permettere a Samuele Muglia di recuperare. Viene chiamato da Mirko De Gerone, esce Muglia dopo questa botta al ginocchio, problemi sì, al ginocchio, speriamo bene. picchiato forte contro la balaustra, torna in pista Danna e torna in pista anche per il Trissino Joao Almeida. Mendez, Piccoli, fuori per Almeida, poi scarica lì per Mendez, ancora il Trissino a manovrare con Piccoli che poi scarica ancora per Almeida, si va laggiù da Malagoli. 7-2, falli di squadra, 6 per il centro, 9 per il Trissino. Roy. 11 minuti da giocare, 48 secondi, però il centro ormai sembra non arrendersi, però il Trissino ha preso un po' il sopravvento sulla squadra di Mirko De Gerone. C'è il time out della squadra veneta, speriamo che per Samuele non sia nulla di serio perché lo vediamo a terra. Lì ci sono anche i volontari della Croce Verde attorno a lui. La botta l'ha presa molto forte nel ginocchio, gli mettono lo spray anche in ottica Coppa Italia per sabato. È chiaro che sarebbe un problema non da poco per il tecnico Mirko De Gerone, che ha bisogno di avere tutti gli effettivi a disposizione. Tanto siamo a 9 falli di squadra per il Bassano, per il Trissino, scusate, 6 sono quelli del Centro Giovani Calciatori. 7-2 il punteggio per il Trissino. Sì, il Trissino che ha segnato 2 reti con Alvarigno, poi una con Gavioli, una con Mendez, una con Silva, È ancora, una con Almeida e una con Piccoli. sì, è ancora giù Samuele. Sì. Stanno controllando il ginocchio, lì c'è, vedete, nell'area del Trissino il centro, però non è riuscito a scaricare la pallina verso la porta di Sgaria, però avanza Torner che ha colpito un palo poco fa, recupera la pallina la squadra ospite con Malagoli, c'è il tiro da lontano che si alza, Muglia piano piano muove il ginocchio da terra per verificare un po' l'entità. Il massaggiatore della squadra bianconera è lì che lo sta curando. Tanto manovra il Trissino che viene in avanti. Attenzione, la conclusione di Malagoli è stata respinta. Torner non riesce a servire Lombardi, è il Trissino che manovra. Ormai controllano la situazione i ragazzi di Joao Pinto con estrema sicurezza, forti anche di questo vantaggio di 7-2 nei confronti del Centro Giovani, che diciamo il primo tempo ha tenuto a botta, poi nella ripresa è venuta fuori la squadra del Trissino, trovando anche le reti che hanno fatto
la differenza fino ad ora, anche dal punto di vista mentale, la squadra del CDC pare abbia accusato un po' il colpo, perché non è riuscita poi a ritrovare altri gol se non quelli del primo tempo di Danna e di Ambrosio, l'uno del vantaggio, l'altro del pareggio 2-2, che avevano tenuto il centro in partita. Intanto Muglia è riuscito ad andare a sedere, è andato a sedere intanto in panchina Samuele Muglia. Auguriamoci per lui e anche per il centro che non sia nulla di serio l'infortunio C'ha il al ghiaccio ginocchio. sul ginocchio, vedi Roy? Sì, la botta l'avevamo vista che era stata forte Forte. contro la balaustra, anche se hanno le ginocchiere sono protetti, però insomma in qualche modo se è violenta. Intanto siamo a 9 minuti dalla conclusione di questa partita, in cui nel secondo tempo è il Trissino che la sta tenendo viva con i gol che ha fatto. Il centro però non desiste da rincorrere, a segnare ancora per cercare quantomeno di alleviare un po' dal punto di vista anche numerico i gol che per ora lo dividono dal Trissino. 2-7 è il punteggio a 8 minuti e 46 secondi dalla conclusione. Intanto riparte in contropiede il Trissino, attenzione, c'è la grande parata di Gomez, però ancora Bravo. E lì ora è tutto Bravo Pablo. È tutto un tira a ripetizione. Ora c'è Lombardi che va giù. Non viene fischiato fallo. Si meraviglia anche Luca nei confronti dell'arbitro, però anche i tifosi fischiano, un modo di arbitrare un po', se fosse una partita di calcio all'inglese, definiamola tale, però insomma i falli vanno fischiati, insomma, e qua c'era. Cinquini, ancora Lombardi, abbiamo qualche finale, per ora no. Guardiamo subito Roy. No, perché siamo alle 18, però insomma guardiamo qualche gli aggiornamenti. Guardiamo subito. Ora è Sgaria che ha avuto un problema alla visiera, si è fermato il gioco e l'Inter. Allora Roy, il Castiglione vince 11-3 col Berganze, Bassano Follonica 4-2. Partita ovviamente più equilibrata, quella tra i veneti e Maremmani, però la forza del Bassano emerge anche oggi. Continua a rimanere primo e bravo. Quindi per il 100 giovani sabato ci vorrà chiaramente la migliore prestazione, anche se come detto la squadra ha già ottenuto il massimo a essere arrivata lì. Ma sicuramente, insomma, 2 anni fa eravamo in A2 Roy, siamo terzi in campionato. Tanta roba. Sì. Tanto Rosi sembra aver recuperato, perché è pronto a fare almeno lui il suo ritorno in pista. Si allunga, non volendo Ambrosio, la pallina, scivola sul parquet, giocatore del CVG. Però d'altra parte in settimana l'abbiamo detto che è stata trattata la pista, sono stati problemi anche per il centro giovane. Sì, perché diciamo che non si è quasi mai allenato in questa settimana al centro con questi problemi. Peccato. Però insomma ancora una volta dobbiamo ricordare che questa squadra sta facendo una stagione eccezionale, merito dei giocatori, dell'allenatore, dello staff, ad avere un centro meraviglioso che è tornato nell'elite di questo sport, e questo ci fa enorme piacere. C'è il tema autor a Roy e c'è Mirko De Girone, chissà cosa starà
dicendo ai suoi ragazzi probabilmente di non mollare fino in fondo, No, no, sicuramente. cosa che non stanno facendo chiaramente. E quindi è importante anche saper amministrare il resto di questi 7 minuti che ci sono da giocare. Poi c'è il Trissino che può andare anche sul 10° fallo, E quindi lì visto, potresti, vabbè, quantomeno insomma, tanto trovare una rete, che non è una male. rete che è importante anche per allenarti, no? Certo. Mentalmente, anche per provarla in una partita ufficiale in vista delle finali hit. Riparte Cocco, poi si va da Silva dalla parte opposta, ancora in avanti il Trissino, perde la sfera, va giù Danna, ecco il decimo fallo, Lo abbiamo chiamato, fallo su Danna, il capitano. vediamo chi sarà dei bianconeri, è Luca Lombardi, si è avvicinato lui a prendere la pallina, intanto torna in pista anche Davide Gavioli e Luca, intanto Davide Gavioli dalla stecca a Bruno Sgaria, 6,52, Luca Lombardi contro Bruno Sgaria. E il Trissino si salva, Gavioli. Riparte Silva, forse Luca doveva concludere prima, ha aspettato un pochino troppo e ha permesso il recupero dei giocatori veneti. Aveva messo giù Sgaria, sì, era già giù Sgaria. Peccato. Alvarigno, Gavioli, Silva, trova di qua ancora Alvarigno, Silva, dietro la porta di Gomez, riparte Lombardi per i bianconeri, ancora Luca in possesso, si difende, ancora lui, cercava Cinquini, non lo trova, il passaggio è stato sporcato, Cocco non aggancia la sfera, riparte Romeo Danna per i bianconeri, supera il centropista a destra, e la porta di Sgaria viene fermato per un attimo, poi arriva Cinquini, Danna commette fallo, è il 7° fallo di squadra dei bianconeri, quindi può ripartire la squadra di Joao Pinto. Palla fuori per Davide Gavioli, Giulio Cocco, Davide Gavioli, supera il centropista qua a destra, si va dalla parte opposta da Silva, Cocco, Gavioli, si accentra, salta Lombardi, scarica là per Cocco, ancora lui, non tira, poi molto bravo Luca Lombardi a fermare questa sfera, può ripartire il centro con Danna, scarica per Lombardi, il tiro, Sgaria dice di no, Cinquini, il centro non molla, continua a costruire azioni nel tentativo di dimostrare il grande impegno che ha messo in tutta questa stagione. Gavioli, Cocco, Gavioli, di là, fanno girare molto bene la pallina, Cocco, capitano del Trissino, va da Silva, il Trissino che stasera ha concesso davvero poco, il centro ha dimostrato specialmente nella prima frazione di potersela giocare, poi insomma questa grandissima squadra ha premuto sull'acceleratore, tanto in pista Ambrosio, esce Lombardi, 7-2 per i veneti, i falli di squadra sono 7 per il CGC e 10 per il Trissino. Vediamo anche un po' se ci sono delle modifiche dalle altre piste. Castiglione e Breganze 11-4, quindi un'altra rete del Castiglione, poi allunga anche il Bassano 5-2 sul Follonica. Vediamo quanto manca sulle altre piste, manca pochissimo, 44 secondi alla fine a Castiglione.
mentre a Bassano in questo momento è finale, quindi il Bassano batte il Follonica 5-2, quindi Bassano che rimane in testa alla classifica, pressato dal Trissino che ormai sicuramente porterà via i 3 punti dal Pala Barzacchi. Si riparte 4-17, Cinquini per Torner, Ambrosio scarica a destra per Rosi, qua a sinistra per Eric Torner, ragiona al centro, 30 secondi di possesso, Rosi non trova Ambrosio, può ripartire ancora una volta la squadra veneta, Alvarigno, Gavioli, Silva, ancora per Gavioli, poi si va dalla parte opposta da Giulio Cocco, che salta Cinquini, cerca di mettere questa pallina al centro, ma è bravo Elia a fermare la sfera, può ripartire il centro proprio con Elia, Torner, Ambrosio, fuori per Rosi, cerca di saltare Gavioli, su di lui 2 avversari, alla fine subisce il fallo, è l'11° fallo di squadra del Trissino. Liam Rosi pronto a toccare la sfera ad Eric Torner, eccolo là Eric Torner, dietro la porta di Sgaria, trova un compagno, non lo trova, Gavioli, ancora Gavioli, ha trovato Cocco e poi Alvarigno, ancora 2 splendide parate al 3:08 e al 3:07 della fine, 3:06 della fine la seconda parata, si rimane sul 7-2, possesso bianconero e Silva che recupera questa sfera, Gavioli, Cocco, Gavioli, Alvarigno, Gavioli, ancora Cocco in possesso, adesso amministrano il possesso palla, fanno scorrere tutti i 45 secondi i giocatori di Joao Pinto, visto il vantaggio che hanno. Cinquini lotta ma la palla è ancora loro, 2:20, 7-2, tanto splendidi i tifosi bianconeri che incitano i bianconeri, e poi c'è l'applauso anche dei tifosi del Trissino, tanto c'è un colpo subito da Torner, forse c'è un blu, Silecchi ha visto il colpo sulla mano e c'è il blu per Gavioli per questa steccata sulla mano di Torner. Gavioli parla con Silecchia, non è molto d'accordo, poi dà un calcio con il pattino alla pallina. 2 minuti per Gavioli, quindi a questo punto la partita per lui è finita, visto che mancano 2:08. Esce Cocco, entra Malagoli, esce Alvarigno ed entra Almeida, loro con l'uomo in meno. Joao Pinto dà istruzioni ad Almeida, Ambrosio, Torner, si va qui da Rosi, pallina al centro, non riesce a concludere Cinquini, ancora al centro con Ambrosio, 1:55, Torner, la botta, Roy. Ci prova almeno per trovare un gol nel secondo tempo il Centro Giovani Calciatori, cosa che non gli è riuscita, proprio per onorare ancora questa prestazione contro i campioni d'Italia che nel secondo tempo sono venuti fuori alla distanza. Ora c'è il fallo subito da Almeida, è stato Cinquini, lo ha aiutato a rialzarsi. 1 minuto e 32 secondi al termine dell'incontro, 7-2 il punteggio per i veneti, che rimangono saldamente al secondo posto, il centro al terzo. Il Bassano, come diceva Daniele, ha conservato la vetta della classifica
Ora sentiamo dopo Mirko De Gerone cosa ci dirà nel post gara. Allora è finita anche a Castiglione 11-4 sul Berganzi. Risultato anche questo pesante per la squadra veneta. 100, vedete che con l'uomo in più per il momento non è riuscito ad approfittarne nel battere Sgaria. Tanto sono già i secondi che scorrono, il pubblico viareggino, sentite, Bellissimo, nonostante il bellissimo. 7-2 per il Tristino incita la squadra, e questo direi è un segnale di maturità grande. Anche la tifoseria viareggina, siamo a 44 secondi dal termine, però oggi c'è da inchinarsi di fronte al Tristino di Joao Pinto, che sicuramente hanno dimostrato quello che sono. Grande squadra, un grande complesso, una panchina all'altezza come i giocatori che sono in pista. Squadra fortissima. E quindi è ovvio che d'altra parte però il Centro ha fatto molto di più di quelle che erano le aspettative di inizio Certo. stagione. Quindi d'altra parte dispiace chiaramente perdere 7-2, ma stai perdendo contro una signora squadra. La partita ormai è finita. Sì. È rientrato il quarto uomo anche di movimento per la squadra di Joao Pinto e finisce la partita 7-2. La vittoria del Tristino. Apre le marcature Danna nel primo tempo, il pareggio di Silva, il vantaggio di Alvarinho, Ambrosio il 2 pari, Piccoli il 3-2. Nel secondo tempo Alvarinho 4-2, Almeida 5-2, Gavioli 6-2 e Mendez 7-2. Questo è il punteggio finale qua dal Palavalzacchi. C'è anche Guido Batori, ti salutiamo. L'ex meccanico del Centro Giovani Calciatori di prima squadra, ora è inserito nelle giovanili. Il Tristino saluta i propri supporters arrivati qua e, come detto, oggi hanno sancito il gemellaggio anche con i tifosi del Centro Giovani Calciatori, che li hanno portati in Cittadella del Carnevale a vedere gli hangar, i carri per il Carnevale che è terminato proprio l'altro fine settimana. E quindi è stata una bella pagina di sport e anche di folklore, quello che vogliamo. Anche il Centro Giovani Calciatori va a salutare la panchina del Tristino. Poi sabato si vedranno, come detto, al Paladante per questa Final 8 di Coppa Italia, dove il Centro Giovani Calciatori se la vedrà con il Bassano e il Tristino con il Valdagno. Comunque Roy, tanti applausi per i bianconeri, Sì. Questa grandissima stagione. Infatti i tifosi lo sanno. Joao Pinto saluta e abbraccia Mirko De Gerone. Eccoli qua i bianconeri sotto anche la panchina, i tifosi. Tutta la panchina del CGC, e ovviamente grande applauso. I tifosi del Viareggio sono di fronte ai loro tifosi, mentre la squadra del Tristino è sotto la tribunetta lato mare, dove sono questi 10 supporters di Tristino che si sono sobbarcati tanti chilometri per arrivare qua a Viareggio al Palavalzacchi, ma ne valsa sicuramente la pena, perché hanno visto la propria squadra vincere 7-2 e il Tristino esce tra gli applausi anche del pubblico viareggino. E questo direi è un bel gesto. Davide Gavioli. Si riconosce Davide Gavioli, l'ex di turno, questa grande squadra che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato, per difendere lo scudetto. Era un applauso per i ragazzi. Eccoli di Mirko De Gerone. I tifosi li hanno capitano Danna sostenuti fino in fondo, come poi tutta la squadra. Giusto che facessero. Giustissimo. Perché hanno giocato con il cuore. Danna, il capitano, saluta anche i bianconeri in maglia azzurra stasera. Salutano anche i tifosi del Tristino, applaudono il Centro Giovani Calciatori. Samuele non sta bene. Samuele peccato in vista della Final Four sabato al Paladante, non ci voleva.
questo imprevisto. Da Roy Lepore grazie, è tutto. Da Daniele Maffei è tutto. Grazie Alla prossima, no? alla nostra Grazie alla regia. alla nostra equipe tecnica e la linea Spettacolari. va Grazie. alla regia.